Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Walt. Prima di iniziare il video, se cercate maglie come questa, io vi faccio dei dettagli, io l'ho presa, questa qua è quella di Diego, l'ho presa di Ciro Mertens, link in descrizione, non costano niente. Io ve le stra consiglio, con la patch della Serie A di Amazon, insomma, passate il link in descrizione. Detto ciò, sto rosicando come un castoro. Sto veramente rosicando come un castoro. Mai avrei immaginato di rosicare per un pareggio contro l'Inter, sinceramente. Ma per come si era messa la partita, per come è stata giocata e per quelli che erano i presupposti, ragazzi, alla fine durante la partita ci avevo creduto. Devo dire la verità. Abbiamo preso un gol con una sfortuna inenarrabile. La sfortuna che abbiamo avuto è stata veramente clamorosa e fa male, così fa male perché secondo me avevamo tutte le carte in regola per poterla vincere questa partita, eravamo stati bravi nel primo tempo, nel secondo ci hanno schiacciato, soprattutto all'inizio del secondo tempo, e gol loro che è arrivato a fortuna, ma questo è il calcio, e rigore giusto quello per Insigne. Non promuovo tutti oggi. Elmas fuori completamente dal gioco, anche poverino non era il suo ruolo, ma fuori completamente dal gioco. E per me anche Zielinski oggi insufficiente. Sparito. Sparito alla circolazione, Piotr Zielinski, sparito. Per quanto riguarda gli altri, nel primo tempo anche qualche errore tecnico c'è stato, due da parte di Koulibaly, Di Lorenzo anche ha sbagliato qualcosina, comunque Koulibaly là un mostro, come sempre lì in difesa. Cosa rimane da questa partita, ragazzi? Rimane comunque la prestazione, che è una buona prestazione di squadra. Alla fine abbiamo giocato bene, non mi posso lamentare. Miracoli di Andanovic, potevamo portarla a casa e quello è il rammarico. Ovviamente io non credo che questa sia la partita che deciderà la fine del campionato o come andrà a finire. Credo che abbiamo buttato una grande occasione, questo sì, credo che potevamo portare di più per quello che abbiamo visto oggi in campo, ma credo anche che avessimo una squadra contro veramente fortissima. Nel primo tempo l'Inter completamente in bambola, gli unici che si sono salvati erano Barella e Lautaro, con Dumfries che riusciva a andarsene su Mario lui solo per la strapotenza fisica, ma poco altro. Inter veramente poca roba nel primo tempo, nel secondo sono usciti, nel secondo ci hanno fatto vedere cosa possono fare. E quindi ragazzi, complimenti però per come è stata pareggiata, per alcune scelte di Spalletti anche che non ho capito. Non ho capito perché tenere in campo Zilinski, non ho capito perché togli Fabian per far entrare Anghissà, non ho capito perché non hai messo subito un as, non ho capito alcune cose, però dobbiamo accettarlo. Purtroppo abbiamo preso un punto con la capolista, rimaniamo comunque a meno 1 aspettando quello che farà il Milan. Con una partita in meno l'Inter quindi potrebbe andare a più 4. Ragazzi, questo è il calcio purtroppo. È fatto anche di fortuna e sfortuna. Non mi sento di dire che il pareggio sia un risultato ingiusto. Però c'è rammarico. Però secondo me c'è rammarico perché il Napoli poteva fare veramente qualcosa in più. E, e dispiace. Detto ciò, fate sapere qua sotto cosa ne pensate. Io sto rosicando come un castoro, ragazzi. Sto rosicando come un castoro. Grande Osimhen, grande. Un po' più di cattiveria sotto porta, però grandissima partita anche da parte del nigeriano. E niente, vedremo più che altro dietro quanti punti perderemo da Juventus, Atalanta e compagnia cantante. Vedremo come andranno le altre partite e faremo i nostri conti. Detto ciò, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. Link in descrizione, ripeto, sia del mio profilo Instagram che del sito delle magliette. Che rosicata, ragazzi. Che rosicata. Bella.